Eder. Mac. Pallister. Riccione e il mistero del corpo senza vita di Antonia Conti, omicidio stradale o tragica fatalità. È un enigma ancora senza soluzione quello che da mercoledì mattina avvolge la tranquilla cittadina di Riccione, divenuta improvvisamente teatro di un dramma che ha tutti i contorni del mistero. A far scattare l'allarme, intorno alle 9:45, è stata la segnalazione di una donna gravemente ferita, rinvenuta esanime ai bordi della carreggiata in via Galliano, all'altezza dell'incrocio con via Settembrini. A notarla probabilmente un passante o un automobilista che ha immediatamente contattato i soccorsi parlando di una situazione gravissima. Una donna riversa sull'asfalto, apparentemente investita in condizioni disperate. Nel giro di pochi minuti che sul posto sono arrivate a sirene spiegate le ambulanze del 118. I sanitari si sono precipitati a prestare i primi soccorsi. Il cuore della donna batteva ancora, anche se in modo flebile, e ogni sforzo è stato messo in campo per salvarle la vita. Ma purtroppo non è bastato. Nonostante le manovre di rianimazione e l'impiego di tutti i mezzi disponibili, la donna non ha mai ripreso conoscenza e il medico dell'emergenza, alla fine, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima è stata identificata poco dopo. Si chiamava Antonia Conti, aveva 55 anni e viveva a poca distanza dal luogo del ritrovamento. Una vita tranquilla la sua, trascorsa nel mondo dell'illustrazione. Lavorava infatti come illustratrice per riviste mediche, un mestiere silenzioso ma ricco di contenuti e creatività. La notizia della sua morte ha scosso profondamente i familiari, che si sono precipitati sul posto appena informati, travolti dallo sgomento e dall'incredulità. Un'ipotesi iniziale: incidente stradale con pirata della strada. I primi ad arrivare sul luogo della tragedia, subito dopo il personale sanitario, sono stati gli agenti della polizia municipale. La scena all'apparenza lasciava poco spazio a interpretazioni. Tutto lasciava supporre che Antonia fosse stata vittima di un investimento da parte di un'auto pirata. Il corpo ai lati della strada, le gravi lesioni visibili, l'assenza di testimoni e l'orario, una fascia in cui il traffico è solitamente consistente, hanno fatto pensare subito a un possibile investimento con successiva fuga del conducente. Ma con il passare dei minuti, quello che sembrava un classico caso di omicidio stradale ha iniziato a tingersi di tinte decisamente più oscure. Le prime analisi condotte sul posto, infatti, non hanno restituito gli elementi classici di un incidente automobilistico. Nessuna traccia di frenata sull'asfalto, nessun frammento di carrozzeria, nessun vetro rotto, nessun segno compatibile con l'impatto tra un corpo umano e un veicolo in movimento. Un'assenza inquietante che ha spinto la polizia municipale a chiedere immediatamente il supporto dei carabinieri di Riccione, coadiuvati dagli specialisti del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini. Un corpo martoriato, ma nessun segno di impatto con un'auto. Gli investigatori dell'Arma hanno proceduto con rilievi meticolosi e approfonditi, analizzando ogni centimetro del luogo del ritrovamento. Le lesioni visibili sul corpo della vittima erano gravi e compatibili, almeno a prima vista, con un investimento, fratture multiple, tra cui una alla caviglia, una al bacino e un trauma significativo al capo. Ferite che normalmente si riscontrano quando un corpo viene colpito da un veicolo o cade rovinosamente con forza. Ma proprio qui il mistero si è infittito, perché quelle stesse lesioni, a detta del medico legale intervenuto per la prima ricognizione sul posto, avrebbero potuto anche derivare da una brutta caduta. Una caduta violenta, ad esempio sul cordolo del marciapiede o lungo il bordo rialzato della carreggiata. Nessuna certezza, dunque. Solo ipotesi, che si scontrano con la totale assenza di testimoni oculari in grado di raccontare con precisione cosa sia accaduto in quei fatidici istanti. Nessuno, a quanto pare, avrebbe visto Antonia cadere. Nessuno avrebbe assistito a un eventuale urto con un veicolo. Nessuna voce, nessun urlo, nessun rumore segnalato nei momenti immediatamente precedenti al ritrovamento. Solo quel corpo, solo l'allarme dato alle 9:45. È un mistero che ora impegna in modo serrato gli investigatori. L'importanza delle immagini, occhi elettronici sotto analisi. In assenza di testimoni umani, gli inquirenti si sono rivolti agli unici possibili occhi presenti nella zona, quelli delle telecamere di videosorveglianza. Diversi dispositivi sono puntati sull'area attorno a via Galliano e via Settembrini,
e ora le immagini registrate in quelle ore cruciali sono al vaglio degli investigatori. Ogni secondo di registrazione viene analizzato nella speranza di cogliere qualcosa, un'ombra, un passaggio, un dettaglio apparentemente insignificante, che possa però rivelarsi la chiave per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. Nel frattempo, su disposizione del magistrato di turno, il corpo di Antonia Conti è stato trasferito all'obitorio, dove nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. Sarà l'esame autoptico a dover chiarire con maggiore precisione le cause della morte. Se si è trattato di un investimento, di una caduta accidentale o, ipotesi al momento remota ma non esclusa, di un gesto volontario o di un'aggressione. Un'indagine delicata tra medicina legale e ricostruzione forense. Gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l'acquisizione delle testimonianze dei residenti della zona, l'analisi delle condizioni psicofisiche della vittima nelle ore precedenti e un controllo completo su eventuali anomalie nei dintorni. Ogni ipotesi resta sul tavolo e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza tra un caso archiviato come tragico incidente e l'avvio di un'inchiesta per omicidio stradale, o peggio. Nel frattempo Riccione resta sospesa tra dolore e incertezza, mentre la comunità si interroga su quanto accaduto a una donna stimata e conosciuta, trovata senza vita in circostanze inspiegabili. Un giallo in piena regola che le autorità stanno cercando di dipanare nel silenzio e nella meticolosità che ogni indagine delicata impone. Omicidio, fatalità o altro. Il giallo è appena cominciato. È arrivata la richiesta della procura nel processo per l'omicidio di Alice Neri, la giovane mamma di Ravarino trovata carbonizzata dentro la sua auto il 18 novembre 2022. I pubblici ministeri Claudia Natalini e Giuseppe Amara hanno chiesto 30 anni di reclusione per Mohamed Galul, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Secondo l'accusa, Galul avrebbe ucciso Alice dopo aver trascorso parte della serata con lei e poi tentato di cancellare ogni traccia, dando fuoco al corpo nel bagagliaio della Ford Fiesta. Tra gli elementi chiave della ricostruzione, il DNA dell'imputato rinvenuto su un mozzicone di sigaretta all'interno dell'auto e su una tanica d'olio da 5 litri usata per appiccare l'incendio. La madre di Alice e il fratellastro Matteo Marzoli, costituiti parte civile, si dicono pienamente convinti della colpevolezza di Galul. Diversa la posizione del marito Nicolas Negrini, che ha revocato la costituzione di parte civile e, tramite il suo avvocato Antonio Ingroia, ha chiesto la riapertura delle indagini sostenendo la tesi di un possibile terzo uomo. Questa figura, che inizialmente era rimasta senza identità, è stata in realtà identificata. Si tratta di un uomo di origini napoletane. Tuttavia, la procura ha escluso il suo coinvolgimento nell'omicidio sulla base delle indagini effettuate che hanno ritenuto inattendibili le ipotesi alternative alla pista principale. Matteo Marzoli ha rilasciato dichiarazioni molto nette a sostegno dell'impianto accusatorio. Ci aspettavamo questa richiesta di condanna. 30 anni equivalgono quasi a un ergastolo. Per noi significa aver fatto giustizia. La ricostruzione della procura è solida, coerente e basata su prove univoche. Mi fanno ridere quelli che parlano di terzo uomo. Il DNA è suo. L'alibi è stato smontato. Le sue giustificazioni sono incoerenti. Cos'altro serve? La procura ha fatto un lavoro approfondito, ha seguito tutte le piste e ha scartato quelle non credibili. Non c'è stato alcun processo a senso unico, ma un'indagine seria. Ciò che più mi fa soffrire è che ancora non possiamo celebrare i funerali. Vorremmo solo portarla a casa, darle una degna sepoltura. La difesa di Galul continua a respingere ogni accusa. L'avvocato Ingroia, che rappresenta il marito Nicolas, contesta la presunta superficialità dell'indagine e sostiene che si siano trascurate altre piste. Una linea che ha provocato forti tensioni con la famiglia della vittima, che accusa Negrini di ostacolare il percorso verso la verità. Nei prossimi giorni sono attese le repliche delle parti, mentre la sentenza è prevista per metà luglio. Solo dopo la conclusione del processo sarà possibile restituire il corpo di Alice ai familiari per la sepoltura, a oltre 2 anni e mezzo dal delitto. Intanto Matteo Binattieri, sempre attivissimo a Prato, segnala questi 2 post inquietanti del serial killer delle prostitute.
Vorrei che venisse fatta giustizia, anche se io non sono un familiare di Pierina, però è giusto che chi l'ha uccisa venga punito, venga trovato e venga punito, non che venga punito uno qualunque, perché non vorrei vivere vicino a un assassino. Questa vicenda è stata un po' uno spartiacque, nel senso che ha rivelato chi era veramente un amico. Qualcuno si è rivelato, diciamo così, un amico più di convenienza che reale. L'invidia che la signora Bianchi ha sempre provato nei miei confronti, a mia personalissima interpretazione. E non è mai successo che io la invitassi di continuo, che fossi morbosa, che la volessi abbracciare. Anzi, era lei che non perdeva occasione per infilarsi in casa mia a tutti gli orari. E io ho sempre cercato di starle vicino, perché stava attraversando sicuramente un momento difficile con quello che era successo al marito, col fatto che i rapporti con la suocera, che lei all'epoca diceva si erano raffreddati, ma in realtà erano inesistenti, perché non si salutavano nemmeno più. Quindi io le ho aperto la mia casa. Lei nel frattempo non solo intratteneva una relazione coniugale con mio marito, ma era lei che si intrufolava, era lei che era morbosa, d'altronde era lei che cominciava a mandare messaggi da Silva alle 5 del mattino e smetteva a notte inoltrata, quindi di morbosità non credo proprio che debba parlare riferita ad altri. La sera in cui Pierina muore in casa con Luis da Silva c'è Valeria, ma Valeria dorme, è sveglia o è una sonnambula? Valeria Bartolucci a quell'ora è sveglia, indiscutibilmente sveglia. Lo è, cioè fa tutta una serie di operazioni, peraltro non è neanche ancora a letto alle 22.08, ci sarà qualche minuto dopo. Quindi questo, secondo la procura, lui vede arrivare la macchina di Pierina e a quel punto si prepara, quindi indosserebbe degli abiti ad hoc per proteggersi dalle eventuali dispersioni tracematiche, prende l'arma del delitto e si precipita sostanzialmente giù dalle scale per attenderla nel momento in cui chiaramente lei fa rientro in garage e ripone la propria autovettura all'interno del proprio garage. Quindi questo è quello che secondo la procura sarebbe avvenuto quella sera. La signora Bartolucci fino alle 22.12 sostanzialmente è sveglia. In più occasioni Valeria lo può confermare, l'ho anche stressata parecchio sull'aspetto del ricordo, su tutto quello che quella sera è avvenuto, e non è, insomma, non l'ho fatto in maniera tenera, insomma. Lei non ha nessun tipo di cedimento. Lei è assolutamente certa che lui fosse lì con lei, quantomeno fino, diciamo, all'epoca del delitto, quindi fino alle 22.13. Quelli che, diciamo così, erano le mie sensazioni iniziali, cioè, perché la procura ha puntato subito verso Luis da Silva dal primissimo giorno? Perché evidentemente qualcuno li aveva imbeccati in quella direzione, perché eravamo al giorno zero, al giorno del rinvenimento, quindi qualcuno aveva già suggerito, secondo me. Questa non era una certezza, era una sensazione mia. E poi alla fine non ho mai detto di non essere arrabbiata, ho sempre detto che secondo me le due vicende corrono su due binari diversi. La vicenda giudiziaria è la vicenda giudiziaria, la vicenda personale è la vicenda personale. Cioè io sto vicino a Luis da Silva perché io so che lui è innocente e so che lui non dovrebbe stare dov'è. E su questo io non gli toglierò mai il mio supporto, perché sono sicura che a parti inverse lui avrebbe fatto la stessa cosa con me. Diversamente la vicenda privata, se e quando, anzi spero quando Luis uscirà dal carcere, avrà una sua evoluzione che adesso non mi sento di anticipare, ma avrà una sua evoluzione, ci saranno degli sviluppi, non è che tutto tornerà esattamente come era prima. Adesso non mi sento di dire che cosa succederà, però di sicuro le cose non potranno rimanere con quello che è successo come sono rimaste come erano prima. Non penso mai che mio marito mi abbia somministrato un sedativo a mia insaputa. Eppure dalle intercettazioni si è poi evinto che Luis qualche volta usciva di casa di sera senza che tu te ne accorgessi. Qualche volta me ne sono accorta. Diciamo che qualche sentore di qualche cosa che, diciamo, mi metteva un sospetto lo avevo avuto. Però di sicuro la signora Bianchi è stata molto abile a camuffare e dall'altra parte io
mentre potevo nutrire dei dubbi sulla Bianchi, su mio marito, all'epoca non li nutrivo, quindi era una persona di cui se mi diceva una cosa mi fidavo. L'amica che veniva a casa mia a mangiare, l'amica che veniva a prendere il caffè. La situazione è di vigile attesa, come è stato sempre detto. Attendiamo gli sviluppi di fronte alla Corte d'Assise. Sarebbe importante precisare ogni volta che le persone sono state intercettate, in questo caso, sia con captazioni ambientali piuttosto che telefoniche, ecco, erano assolutamente coscienti di essere intercettate, per cui il peso che si può dare a determinate dichiarazioni sapendo, ripeto, di essere intercettate deve essere sempre calibrato molto bene. E quindi, pur precisando sempre che io assisto la signora Bartolucci in un fascicolo che non è quello riferito o riferibile all'omicidio di Pierina Paganelli, che al momento la signora Bartolucci, per quanto ne sappiamo, non è indagata per il reato di favoreggiamento, diversamente da quanto è stato così propalato da una serie di personaggi televisivi. In questo momento io posso solamente riprendere quello che sento, vedo e leggo, e mi viene da pensare, se la signora Bianchi era a conoscenza, sapeva di essere intercettata, perché mi pare che lo abbia addirittura detto nei giorni, per prendere le parole della signora Bartolucci, sin dal giorno zero, beh, allora dopo 2 o 3 mesi, a maggior ragione, bisogna fare un po' la tara di quello che riferiva telefonicamente e negli ambienti da lei frequentata. La verosimiglianza del racconto della Bianchi rispetto a quanto riferito in sede di incidente probatorio a me pare francamente poco verosimile, perché quale persona dotata di anche un solo grano salis in testa ti trovi, lascia pure che sia il tuo amante, che ti compare all'improvviso davanti e ti dice: guarda che c'è una persona dietro la porta, una persona morta, presumibilmente morta. Vai, sali al primo piano, chiama il vicino, abbraccialo e tutta questa roba qui. E tu, senza attivare un solo processo cerebrale autonomo, esegui pedissequamente, no? Sali, fai tutto, torni. Cioè, ma veramente vogliamo credere a una cosa del genere? Manuela andrebbe ad abbracciare Ion per distogliere i sospetti dalla relazione con Luis. Il problema è che, siccome Manuela in quel momento non sta vivendo nella casa del grande fratello con le telecamere, chi è che dovrebbe assistere e vedere quel gesto per riferirlo? E questo è ancora più incredibile se fosse Luis a dire a Manuela: vai, abbraccia Ion, perché anche in questo caso Luis, chi pensa che in quel momento potrebbe assistere a quel gesto tanto da riferirlo? Il dato scientifico si sta, diciamo, si è sgretolato completamente. Ora abbiamo l'incidente probatorio sulla parte forte. Manuela ha sempre avuto parole dolci nei tuoi confronti. Mi denigrava sprombattuto con diversi personaggi anche che hanno, diciamo, visibilità televisiva. Quindi parlava con una giornalista di un'emittente radiofonica lombarda e con altre persone. Luis è veramente una persona molto disponibile, tanto che pur di permettere a Barzan di comprarsi una Maserati ha fatto interviste anche quando si sentiva maluccio. Nel mio salotto, Barzan aveva organizzato a Luis una diretta con una televisione. Diciamo che lui ha poi, se ha veramente percepito o no questo denaro, non posso saperlo, però lui nel mio salotto ha detto: e non fare lo sciocco, con altre parole, perché se tu non fai questa intervista io ci perdo 3.000 euro. Un aspetto che secondo me rileva nella narrazione che stiamo facendo stasera è che la Bianchi, e ce lo dice proprio l'avvocato Lunedei, in realtà quando Giuliano ha questo incidente, diciamo, molto anomalo, no? In seguito al quale riporta anche delle lesioni molto importanti e quindi si impone un ricovero di lungo termine. E in quel periodo la Bianchi in qualche modo avrebbe manifestato proprio agli avvocati che attualmente seguono, diciamo, la famiglia di Pierina Paganelli, il sospetto che possa essere stato Luis, quindi il suo amante, quindi ora sappiamo essere Luis, all'epoca non era stata così esplicita, ma a aver prodotto quel tipo di danno. Quindi lei in realtà già prima dell'omicidio di Pierina, mesi prima, a quanto parrebbe era convinta che Luis
fosse l'autore di questa forte aggressione, dubbio. quantomeno insomma si era detta convinta che potesse esserci lui, o quantomeno lo sospettava fortemente. Ok. Ma comunque sia, questo non gli ha impedito di, diciamo, proseguire la relazione, addirittura di intensificarla. Ora, una delle Neanche cose con dopo cui la spesso io e morte- Valeria anche ci dopo la morte confrontiamo di è proprio Pierina. questo, cioè tu ipotizzi Di che Pierina. quest'uomo possa aver fatto del male a tuo marito, non solo non interrompi immediatamente la relazione, ma addirittura la intensifichi, poi muore tua suocera e per un anno e mezzo continui a coprirlo, perché di questo parliamo. La vera storia di Liliana Resinovic è disponibile su Amazon dal 12 in formato Kindle e dal 15 sarà disponibile sempre su Amazon in formato cartaceo con copertina rigida e foto a colori. Anna non avrebbe mai fatto un gesto del genere in quel posto e poi non si sarebbe potuta impacchettare da sola per confezionare un finto suicidio. E per quanto riguarda Sebastiano, lui ha sempre remato contro dal primo giorno. I suoi atteggiamenti da quando era ancora scomparsa non erano quelli di un marito che voleva cercare la moglie, anzi tutt'altro, era seduto a casa ad aspettare le TV. Non ha mai avuto un pensiero per noi, non ha mai avuto una spiegazione logica di quello che è successo il giorno sia la sera del 13 che la sera del 14. È stato lui che ha confezionato tutto questo marasma in modo da farsi, come dire, credere colpevole. Io non so se lui è colpevole o meno. Cioè, gli inquirenti lo hanno iscritto nel registro degli indagati con tutto quello che hanno scritto, vuol dire, dal mio punto di vista, posso anche sbagliare, ma qualcosa in mano ce l'hanno. In prossimità della scomparsa lui non ha fatto niente per cercarla. Noi ci aspettavamo di trovarci familiari, amici insieme e andare in giro per città, per il rione, per i negozi a vedere se qualcuno l'aveva vista. Lui ha detto sempre aspettiamo, non voleva neanche in quella trasmissione che cerca le persone scomparse che se ne occupasse. Lui è venuto qua 4-5 volte, ma soltanto per capire, secondo me, se sapevo qualcosa di Claudio o se sapevo qualcos'altro. Non si è mai confrontato con me, non ha mai detto cioè lui è venuto qua dai miei familiari a dire, dopo che io sono andata in televisione, perché lui ha raccontato dall'inizio delle bugie, la mia sita è del 29 di dicembre se non sbaglio, quindi non era che io avevo tutto questo risentimento contro di lui, però lui veniva qua, non ha mai detto una parola. Lui il giorno del funerale ha regalato fotografie e sassolini a tutti i presenti, lui non era mai dentro alla cappella anche se la bara era chiusa, lui non ha detto due parole davanti agli amici durante la benedizione e la messa. Sebastiano è innocente fino a prova contraria. Io non sono una scema che non riesco a capire che lui dovrà, se sarà lui il colpevole, dovrà sopportare 3 gradi di giudizio prima di avere una cosa definitiva, questo lo sappiamo. Però io dico soltanto che non siamo noi che dobbiamo trovare l'assassino. Noi sappiamo benissimo, cioè a noi ci interessa trovare chi ha picchiato selvaggiamente Liliana. Tutto il resto non è più compito nostro. Saranno i periti, saranno gli inquirenti. Attendiamo da loro le risposte certe. Se volete vi faccio vedere tutte le foto che lui manda dopo le trasmissioni, dove fa il moribondo in trasmissione. E il vedovo Allegro fuori. Noi quello che ci auguriamo da 3 anni e mezzo, verità e giustizia per Liliana e dare dignità a questa donna che è morta in quel modo e confezionata ancora peggio e ancora peggio ritrovata, perché se si facevano le cose per bene nel 2022 a quest'ora noi avevamo già un risultato. Sono altre persone dal mio punto di vista che hanno peccato di superficialità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.